fortemente voluto da le imprese, da coloro i quali lavorano sul turismo, sul commercio, relativamente a dei dubbi e delle perplessità che speriamo di dipanare, anzi che sicuramente verranno dipanate dai nostri relatori. Una buona affluenza di operatori nel settore turistico è intervenuta questa mattina all'Hotel Bristol a Sottomarina all'incontro organizzato dall'Ente Bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia di Confesercenti. Il tema trattato d'altronde è stato molto attuale, interessante ed è stato importante affrontarlo in quanto privacy e gestione dei dati si muovono in un ambito che è indispensabile soprattutto nelle strutture ricettive, ma non solo, ma da trattare e proteggere con attenzione. L'hackeraggio dei sistemi informatici aziendali e la sottrazione degli stessi dati entra in ambiti molto complessi, anche legali. La stessa Cecilia De Panz, vicepresidente dell'ente, ha voluto raccontare durante il suo intervento un aneddoto sulla facilità di entrare in un sistema non protetto adeguatamente e di sottrarre i dati. Come affrontare il rischio informatico? C'era l'avvocato, c'erano un sacco di esperti, alla fine è intervenuto uno che poi l'abbiamo definito, perché l'avevamo invitato apposta, un hacker che lavorava per le imprese. Bene, lui in 3 minuti, eravamo all'interno di un albergo, aveva recuperato i dati di tutti i cellulari, di tutti i computer, di tutti i presenti. E dopo come? La maggior parte non aveva, era qualche anno fa, non aveva password o la più semplice, perciò facilmente craccabile. Hanno collaborato alla buona riuscita del seminario il Consorzio di Promozione Lidi di Chioggia, presente con la sua presidente Elena Boscolonata, e l'Associazione Albergatori, presente con il presidente Giuliano Boscolo. I relatori, la dottoressa Ilaria Dalla Rosa, il dottor Davide Simionato e il dottor Emanuele Masiero, hanno poi dato informazioni utili, non sempre scontate, ai presenti, rendendoli più consapevoli dell'importanza dei dati della clientela non solo ai fini organizzativi, ma anche per poter condurre campagne marketing mirate e soddisfacenti, sempre nel rispetto del volere dell'ospite o del cliente finale. In definitiva, una piccola considerazione è stata fatta. Cos'è la privacy e cos'è la protezione dei dati? Mettiamo in pasto al pubblico, sui social, talmente tanto della nostra vita privata che parlare di privacy sembra ormai essere anacronistico. Ma proteggere i dati, non diffonderli e non venderli ad aziende che ne abbiano un tornaconto è ben altra cosa. A Novità Dolce e Salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di bussolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità Dolce e Salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.